Come tutte le sere a Stora qui è l'ora di yoga. E l'ora l'imparà. Perché è l'ora di... Xavier Antoni. Allez, giochiamo insieme. Salute a tutti e ringraziamo di essere con noi in Onta Via Stella, felice di ritrovarvi stasera di nuovo a giocare insieme ai Sabientoni. Due squadre, vous pouvez continuer d'applaudir André, Cathy, Maria-Antonia, salute. Come andiamo? Vabbè. Vabbè, la squadra l'avete chiamata più bella a vita. Sì. Per chi? Perché la DMR è nato faccio più di 40 anni in Alta Rocca, in Levia, e facciamo i servizi a persone, per i nostri vicini e per le persone che in perdita d'autonomia. Allora proponiamo i servizi a persone, e gli permette di campare in casa famiglie o amici. E voilà, è per questo che abbiamo chiamato più bella vita anche a fianco alla DMR. Ben trovate, voilà. Aiutate tutto il mondo. Bon, siete pronti? E ti la gioca stasera contro una squadra di sportivi. La squadra l'Amighi di Squash. Salutiamo a Sébastien, Lisandro e Virginie. Salute. L'Amighi di Squash. Dunque mi parla di ballon. D'ailleurs, qual è che ci parla di sa squadra, l'Amighi di Squash? Allora, siamo un gruppo d'amici che ci siamo conosciuti in un nostro club di squash. Avevamo già fatto le missioni, i Sapientoni, ma avevamo perso. Dunque siamo Ma stasera vedremo. Ils sont prêts au revers au coup droit. Comment? Va aspettani, Dunque siete pronti? Yeah. Conoscete il yoga e conoscete ben intesa me Sapientone a me. Patrizia Catacega, salute. Buonasera, salute. Buonasera. Giocate con te me a squash, no? Non so, come giocate voi? Non gioco mica. No, ma anche io. ma noi giochiamo a raffica. Dunque, il primo che picchia è quello che risponde. Quello che risponde bene piglia 20 punti e quello che risponde male risponde male. Prima domanda, ascoltate bene e mani non tu funzo. E ditemi qual è un nome di su santo padrone di Bancalari e protettore di città di Bastiglia? Cioè le picchia prima di rispondere. Allora, più bella vita. Saint-Joseph. San Giuseppe, San Giuseppe, San Joseph. Risposta buona, 20 punti. San Giuseppe. Oui, il 9 di marzo, San Giuseppe, d'altronde Bastiglia ni Mudrawaia a San Giuseppe. E ho 18 e in Ajaccio, a Madonuccio e in Ajaccio. Un'altra domanda, ste piccole pasticcerie italiane si assomigliano ai macaron profumati all'amandola amara. Conoscete queste pasticcerie italiane? Gusto d'amandola amara. Non ho mai mangiato io, conosco mica. Amandola amara. Non a dit ça, c'est fou. Non, on l'a été mica. No, no, on l'a été mica. On l'a été mica. No. Erani L'Amaretti. L'Amaretti. In Bastiglia si conoscono l'Amaretti, in Ajaccio no? No, non conosco mica l'Amaretti, no. Allora, ascoltate bene. Terza domanda. Chi piccolo strumento di musica fatto di varo era tradizionalmente adobrato dai mulateri. Un piccolo strumento in faro. Strumento di musica. Se on l'a été mica in lingua corsa, potete dire in francese di nuovo. Un instrument de musique en métal. On le met à la bouche. C'est petit. La cloche. Non.
La cloche. La clochette. La clochetta. Una piccola campana in bocca. Non so che ouais. Parchi mica, eh? Si può giocare. Parchi mica. Troppo tardi, è troppo tardi. La gambarda. Arrivé, Boula. Arrié, Boula. Allez, Cathy, on se concentre. Allez, Cathy. Che titolo ha l'articolo d'Émile Zola